nuovo fine settimana potrebbe regalare sulla nostra regione qualche piccolo disturbo, specialmente nella giornata di sabato. In effetti le mappe in quota mostrano la presenza sempre di un promontorio, anche se andrà un po' a indebolirsi. Ci saranno delle infiltrazioni sul nostro territorio che, come dicevo, potrebbero recare qualche disturbo nella giornata di sabato. Iniziamo con venerdì. Venerdì ci sarà una giornata con un cielo al più poco nuvoloso, addensamenti pomeridiani sui monti, qualche disturbo sulle Alpi, poi nel corso della nottata potrebbe esserci qualche fenomeno anche sulle zone di pianura. Arriviamo alla giornata di sabato, quando avremo un'alternanza di schiarite e annuvolamenti. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci temporaleschi sui monti, qualcosa potrebbe sconfinare anche sulle aree di pianura, e domenica ci sarà un graduale miglioramento del tempo, a parte delle deboli precipitazioni residue nelle primissime ore. Poi il tempo appunto dovrebbe migliorare, il tutto condito da temperature che scenderanno un pochettino nella giornata di sabato, per poi un po' risalire alla volta di domenica, ma ci attendiamo nel corso della prossima settimana un nuovo aumento della colonnina di mercurio, specialmente da mercoledì, con valori probabilmente anche superiori ai 35 gradi. Un rapido sguardo al tempo sul resto della penisola: con sabato avremo tempo buono un po' su tutte le regioni, di disturbi pomeridiani sui settori alpini, con sconfini anche sulle zone di pianura. Con domenica invece avremo della variabilità su parte del nord e anche sui settori appenninici. Se avete tempo e voglia, ci vediamo nel prossimo appuntamento.